Amici di Directa Sport, benvenuti al Walter Frau Teatro della Sfida Clou del quarto turno di eccellenza Ossese contro Nuorese. C'è Mauro Ragazzu che dà il calcio d'inizio di questa partita, riesce a liberarsi della guardia di Ispano, ancora Santoro, prova la conclusione in porta, conclusione centrale però attento Cherchi, favoriti dal rimpallo in qualche modo i giocatori dell'Ossese, c'è la conclusione in porta, deve volare Manis, porta verso Spano, il pallone di ritorno, poi il pallone con l'esterno verso Chelo che riesce a battere Manis, l'Ossese è in vantaggio con il bomber Michele Chelo. Pintori però poi sbaglia, pallone perso, Cocco può pensare al traversone per Ragazzu che appoggia facilmente di testa il gol che vale il pari della Nuorese. Grande assist da parte di Fabio Cocco, attenzione allora a Cocco, il suo ingresso in area, si muove sul destro, Cocco anche il tunnel, è pronto a calciare con il destro, il pallone fuori non di molto, è pronto Gueli al cross, il pallone allontanato, Chelo la traversa, incredibile, Ossese a un passo dal gol del vantaggio. Attenzione alla sgroppata di Santoro, chiede il pallone Ragazzu, è libero dall'altra parte anche Piredda che si prepara alla battuta e arriva il gol della Nuorese che sorpassa, dunque lo fa con Piredda in apertura di ripresa. Parte Cocco dalla bandierina a rientrare, arca il pallone che resta lì, arriva il gol della Nuorese, ha segnato Sau centralmente per Gueli che ha tanto spazio di fronte a sé. Gueli può pensare anche al tiro, infatti lo prova, il pallone che si impenna, lo mette giù Chelo che si inventa un tiro, il pallone fuori di un soffio. Dettori aggancia male, qui poi interviene anche in maniera scomposta e infatti c'è il cartellino rosso diretto per Dettori. Si sbaglia la Nuorese, attenzione a questa leggerezza, il salvataggio di Manis. Attenzione al corner, qui il colpo di testa di Nemore, il pallone è buono e arriva il gol del 3-2, ci ha messo il piede Chelo. Qui Nemore, poi arriva anche Gueli che calcia col mancino, che gol di Gueli, pareggia l'Ossese nel modo più incredibile, 3-3 in 10 contro 11, che cuore, che carattere per questa squadra. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Cocco, il tiro fuori di poco, quindi ancora Ilva Maddalena avanti di misura, mentre seguiamo qui Nemore, attenzione ci arriva, il pallone fuori. Parte Cocco, il pallone all'interno dell'area, facilmente controllato da Cherchi, che vuole ora far partire il contropiede della sua squadra, ma non c'è più tempo, finisce al comunale Walter Frau, finisce 3-3 tra Ossese e Nuorese, partita incredibile.